Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Ho perso tutti gli acquisti di marzo e adesso cerco di ricordarmeli, ma non sarà semplice. Partiamo a bomba con questo, i mini Funko Pop, bellissimi. Ci sono anche i regali di compleanno dei miei amici. Eccoli qua, i mini Funko Pop, qualcosa di sublime. Uno e due. Ma ho una rabbia ragazzi perché per sbaglio ho cancellato il video, già editato, lasciamo perdere. Eccoli qua, uno e due, stupendi, eh. C'è poco da aggiungere. Qua abbiamo il Blu-ray di Aquaman, eccolo qua, il Regno Perduto. Salutiamo il Bode, ciao Bode. Poi qua tra i film abbiamo preso, aspetta un attimo, allora Charlie's Angel, poi Challengers, beh quello con Zendaya mi è piaciuto sinceramente e basta. No, credo che sì, ecco due ne ho presi. Perfetto, 3 con ovviamente Aquaman. Raga, qua arriva l'edizione Steelbook del Gladiatore, Gladiatore 2, molto bella, fatta benissimo, eh. C'è poco da dire. Guarda che balle cioè, registrare un video così con tutto già fatto, vabbè. Qua, questo non mi ricordo, ho preso la versione Super Audio CD di Sailing England by the Pounds. Stupendo, eccolo qua, molto bene. E questo è il Gladiatore 2. Qua raga andiamo a completare i Funko Pop di Senna, questo in versione McLaren a dir poco, stupendo. Versione Lotus che forse avevamo già visto, bellissimo comunque. E qua abbiamo la monoposto della Lotus, questa è proprio una cosa, cioè, no, dire bello, dire poco. Eccolo qua, Ayrton Senna, in versione monoposto, Lotus, stupendo. Raga, andiamo avanti con i vinili, qua non mi ricordo più niente, quindi boh, vado un po' alla cazzo, non sembra che qualcosa, chiedo, Venia. Qua abbiamo The Platinum Collection, Queen. Tanta roba, guardate i vinili colorati con tutte diciamo i super successi dei Queen, bellissimo, veramente nulla da dire, è un pezzo da collezione, è pagato molto meno rispetto al suo valore. Ogni tanto anche il Kuma qualche colpo di culo. Ok, andiamo a bomba, che sto rosicando come un porco. Scusate questo video di marzo, un po' di merda. Toto 4 o Toto 4, eccolo qua. Molto bello. Faccio rivedere. Ok. Questo è un po' di moderno. I King, Okeane, lascio sempre a voi la scelta. Con la canzone mia e della mia ragazza, eccola qua. Ah, quindi non solo cose vecchie, anche se questo non è che sia un album, però per me, cioè già come si dice, il 1999-2000 per me è recente. The Best of 90-2000 o 2, sicuramente più bello il primo che ho in versione CD, ma questo per me è più iconico, nel senso per ricordi, per tutto. Questo lo volevo in vinile, è arrivato. Questo forse ho già fatto vedere, non mi ricordo. We Are The World. Molto bene. Poi un po' di usati. Bersaglio mobile. Colonna sonora di James Bond. Ancora James. Copertina molto bella. Con il grande Timothy Dalton. Questo poi è una raccolta sempre di James Bond, con i più grandi, insomma con le migliori colonne sonore. Questi li ho presi più per collezione, non penso di ascoltarli, le versioni CD che vanno alla grande. Questa è una chicca che avevo commentato bene nel video di marzo, ma vabbè, eccolo qua. The official film of the 1982 World Cup, the original film soundtrack. Stupendo, c'è ancora dell'86, ho preso questo, cioè, leggermente iconica, abbiamo vinto i mondiali, quindi ci sta. Probabilmente non è niente di che, ripeto, è più da collezione, magari si sente anche da schifo, devo ancora sentirlo, ma tanta roba. Poi qua abbiamo due pezzoni. Spider-Man 2 in vinile, 20° anniversario. Anche qua non c'è molto da dire, la perfezione esiste. Questo me l'hanno regalato per il compleanno dei miei amici. Questa è una versione, una super limited, nel senso fantastica.
vinile in colorazione oro. Anche qua, poco da aggiungere. Capolavoro. Eccoci qua. Spider-Man. Adesso lo farò in video così. Questo l'ho preso a 5 euro, ma sono un po' pentito. C'è addirittura una scritta, un fito, proprio 5 euro, vabbè, ma lo riprenderò. Qua forse ho già fatto vedere questo. Il buon Pat. Più bel disco secondo me del Pat Metheny della situazione. Okay. Ancora Pat. Eccoci qua. Il secondo mio preferito. Poi questo che purtroppo però è più da collezione che altro perché ha qualche problema. Si incanta la puntina in qualche momento, cioè tipo in certi momenti proprio nel senso sempre lo stesso, quindi proprio un difetto di fabbrica, anche altre persone hanno lo stesso problema, ma comunque solo per la copertina vale la pena. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason Tour, Venezia, e te lo godi. 15,789, Redentore, peccato appunto così, è un bootleg quindi ci sta. Qua una raccolta di Nirvana, eccoli qua, perfetto. Guns N' Roses, questo non ha certo bisogno di presentazioni. Raccolta dei Beatles, anche questa troppo iconica per non averla in vinile. E chiudiamo con Invisible Touch dei Genesis. Sicuramente è un album molto diverso dalla storia dei primi, però comunque lo volevo in vinile. E Revolver dei Beatles, anche questo non credo. Insomma, non servono presentazioni per questi capolavori della musica. Sto andando a memoria, ragazzi, ultimi tre, credo, forse questo li ho già fatti vedere, però. Fallout, soundtrack, bellissimo. Vinile giallo e vinile blu. Genesis, una raccolta. Per sicurezza, ragazzi, chiedo scusa, ripeto, cancellare, mai successo, se lo perde. Kind of Magic, Queen. E chiudiamo qui i vinili, adesso la vera difficoltà sono le variant. Raga, andiamo avanti con le variant, anche qua andiamo vado un po' a memoria. Mary Jane versione Venom, questa è veramente non sexy di più, fantastica. Ancora Mary Jane versione selfie, versione proprio sempre figa, c'è poco da fare. Altra variant, Venom War. Sempre Venom. Qua con Mary Jane, strano, visto che se sapete sto cercando di collezionare tutte. Cap, bellissima questa. Qua abbiamo sempre le versioni con Doom, anche queste molto belle. Con Wolverine, forse questa l'ho già fatta vedere, forse sì, non mi ricordo. Vabbè, ce li riguardiamo, ragazzi. Thor, Iron Man, sì, forse questo è di Doom, sì, e qua ancora Spider-Man con Mary Jane e tutti quanti. Qua raga altri mini Funko di Batman, anche questi sono qualcosa di eclatante, stupendi. E qua invece abbiamo, scusate, devo togliere per forza. Eccolo qua raga, non si può non mostrare Megazord con il mini Red Ranger, ma è bellissimo, guardate che roba, proprio in una versione più grande rispetto al normale. Sto cercando di diminuire i pop assolutamente, però se escono fuori queste prodezze qua non puoi non prenderle, c'è poco da fare, stupendo. Ragazzi, trio Camel, Camel 1, Camel 2 e Camel 3, forse il più bello. Questo ricorda anche il pacchetto di Camel, vabbè, questa è un'altra storia ragazzi. Chiaramente il Puff Orange, che dà un tocco di classe. Qua raga abbiamo completato i Rocky, anche grazie ai regali di compleanno, eccoli qua, belli come il sole di notte.
Raga, colonna sonora, vi presento Joe Black. Bellissima, la consiglio assolutamente. Raga, qua ho aggiornato, ho messo la postazione di Retro Gaming qua, ma poi ci sarà un video a parte, e qua ho messo lo schermo più grande con Play 3, Xbox 360. Qua abbiamo un po' di roba, credo, non lo so. Aspetta un attimo. Abbiamo 2 Funko Pop, Doctor Strange e The Joker. War Joker. Eccolo qua. Joker è un regalo di compleanno e si gode. Raga, chiudiamo con delle variant e boh, se ho lasciato qualcosa chiedo venia. Tartarughe Ninja, Leonardo. Mi manca solo, se non erro, Donatello. E chiudo i 4. Deadpool e Wolverine. Wolverine con Sam Wilson. Deadpool e Wolverine. E questa però... No, questa sì, questa è una variant che si divide in 4, non ho ben capito, insomma, non l'ho ancora aperta, ma è tutta particolare, con tutti i personaggi. Raga, un saluto dal Comodone Veneziano, acquisti di marzo, secondo me mi ha fatto vedere tutto, più qualcosa che mi ero già fatto vedere, però non mi ricordo, sono un deficiente, ho cancellato il video dal punto di marzo, però ecco aprile no, perché ad aprile ci sono cose importanti, o quantomeno c'è la cosa importante. Raga, alla prossima, ciao!